Bentornati a un nuovissimo aggiornamento meteo. Sull'Italia è arrivata la sabbia sahariana e con esso appunto l'ondata di caldo africana che si estende su tutta quanta l'Italia portando temperature molto sopra la media, addirittura picchi di 40 gradi. Intanto sull'Europa occidentale continua ad azionare un vortice di bassa pressione che avanzerà gradualmente verso nord-est colpendo il nord. Già giovedì mattina avremo dei rovesci rapidi sul medio-alto Piemonte e sull'Alta Lombardia e poi è atteso un fronte temporalesco intenso dalla giornata di venerdì, ma andiamo con ordine. Possiamo infatti notare questo piccolo minimo di bassa pressione situato sulla Spagna che si innalzerà gradualmente verso nord-est per portare quindi una fase di maltempo sulla Francia con forti temporali. Nella giornata di giovedì già dei primi rovesci e temporali che si affacceranno sulla Val d'Aosta, sul Piemonte, sul medio-alto Piemonte e anche sull'Alta Lombardia avremo dei rovesci. Anche sulle zone alpine, proprio perché l'alta pressione di matrice africana perderà energia appunto per queste correnti molto fresche di matrice atlantica che faranno ingresso appunto da nord-ovest coinvolgendo dapprima le Alpi, l'Alta Lombardia, sconfinando fin sulle pianure del Triveneto e qui avremo la fase temporalesca molto probabilmente più intensa, un possibile QLCS con forti temporali nella serata di venerdì e nottata di sabato. Poi le precipitazioni tenderanno a diminuire, avremo solamente dei rovesci pomeridiani nella giornata di sabato, ma si nota appunto la discesa di una nuova saccatura sempre dal nord-ovest della Francia. Questa nuova saccatura sarà molto più fresca e carica di forte instabilità. Proprio questa saccatura scenderà sul Mar Ligure per portare una nuova intensa fase di maltempo dalla nottata di domenica. Infatti domenica sarà molto instabile con rovesci temporali su tutto quanto il nord Italia, soprattutto sul nord-ovest. Attenzione quindi ai temporali grandinigeni e quindi alle frequenti piogge che torneranno nella giornata di domenica e poi molto probabilmente si ripresenteranno anche con l'inizio della settimana. Una tendenza che dovrà essere ovviamente rivisitata e studiata. Questo appunto consentirebbe all'anticiclone azzorriano di spostarsi sul centro Europa concedendo quindi stabilità su quelle zone. Intanto le temperature saranno già scese portandosi in media dappertutto su tutta quanta l'Italia. Il caldo resterà ancora piuttosto evidente al sud ma con picchi non esagerati. Saremo tra i 30 e i 33 gradi. Si nota dalla grafica infatti la giornata di giovedì come agiranno delle prime precipitazioni sull'estremo nord-ovest e avremo dei forti temporali sulla Spagna e sulla Francia. Questa perturbazione si dirigerà poi, come abbiamo detto, verso est, coinvolgendo da nord-ovest verso sud-est anche il resto dei settori prealpini, soprattutto del Trentino Alto Adige e dell'Alta Lombardia, fino in serata sconfinando sulle medio-alte pianure della Lombardia, formando un possibile QLCS. Infatti si nota meglio da questa immagine la formazione di un potente QLCS dalla Lombardia in estensione fino a tutto quanto il Triveneto, molto probabilmente sulle medio-alte pianure e sulle prealpi del Veneto. Questi fenomeni si estenderanno poi in serata anche sul Friuli Venezia Giulia, consentendo quindi una bella rinfrescata e temperature che torneranno su valori di caldo accettabili. Giornata di sabato al nord stabile, a parte qualche piovasco sui monti, tra qualche velatura in pianura e poi però dalla serata comincerà a peggiorare a partire dalle medio-alte pianure in estensione al resto della Val Padana, specie quella centro-occidentale col coinvolgimento della Lombardia, del Veneto, queste le regioni più colpite probabilmente nella fase di maltempo che poi si estenderà anche su tutto quanto il resto del nord, anche sulla Alta Toscana, sulla Liguria nella giornata di domenica, oltre che sull'Emilia Romagna. Questa insomma la fase di maltempo che molto probabilmente si concentrerà anche nella giornata di lunedì colpendo duramente soprattutto l'Emilia Romagna occidentale, la bassa Lombardia e il Piemonte. Questa al momento l'analisi per quanto riguarda le precipitazioni previste, tuttavia da lunedì in poi le zone soggette a precipitazioni sono ancora da valutare attentamente. Insomma temperature che torneranno a diminuire non solo al nord ma anche al centro, al sud resteranno ancora sopra la media pur mantenendosi dalla giornata di lunedì su valori tra i 30 e i 33 gradi. Insomma tornerà un po' di fresco su gran parte dell'Italia. Rimanete come sempre aggiornati.